elefanti famosi in tutta Europa, all'inizio scelti per guarire, oggi sempre più strumento di benessere grazie a un'alleanza essenziale e vincente con il parco regionale dei Colli Euganei. Intucono le piscine termali e poi una passeggiata a piedi, in bici o a cavallo. La cura si fa benessere e relax per ogni esigenza, come spiega Mauro Voltolina, presidente del consorzio Terme Euganee. Dall'agonista fino al principiante del sport, perché sa che non c'è, come dire, salute delle acque, le vere salus per acqua, la vera salute che viene dal passare le acque termali è solo le nostre, proprio le nostre salse promoiodiche, come si suol dire, ma sostanzialmente ipertermiche e quindi assolutamente efficaci per il potere infiammatorio che hanno. I trattamenti termali tradizionali e allo stesso tempo all'avanguardia si completano con l'offerta culturale, naturalistica e sportiva del Parco dei Colli Euganei. Non è un caso se i primi di luglio atleti di tutta Italia si daranno appuntamento ad Abano per le Kinderierni di pallavolo. Non è un caso che il parco veda moltiplicarsi le ipovie, i sentieri da percorrere a cavallo e che sia pronto ad ospitare sempre i primi di luglio il raduno nazionale equestre ad Abano. Un'occasione per rilanciare una pratica tradizionale di fangoterapia a beneficio degli animali. Abbiamo rispolverato quella che era una tradizione che era la fangoterapia ai cavalli, quindi fin dai primi del Novecento si usava sottoporre a terapia termale e quindi a fangoterapia i cavalli, dai campioni dell'agonismo fino a semplicemente quelli da passeggio. Ma il Parco dei Colli Euganei è anche un'oasi di sapori, come racconta Fabio Momolo, executive chef del gruppo GB Hotels. Da un classico risotto agli asparagi bianchi di conche, materia prima che noi cerchiamo di usare soprattutto locale, e abbiamo la fortuna di avere nella provincia di Padova e qui vicino nei Colli Euganei, abbiamo la fortuna di avere dagli asparagi bianchi, verdi, del radicchio ai bruscandoli. Tra gli altri sapori dei colli incontriamo un tocchino di bruscandoli con carne di agnello, ma anche crespelle di ricotta con caprino e gamberi, oltre a piatti realizzati con la vasocottura o la cottura in cartoccio. Nel parco poi si trovano delizie come miele, ciliegie e prugne, ma anche olio e vino, tra cui spicca il ben noto Sertrino, un bianco che molto ha in comune con il prosecco, a cominciare dal Ditino, il Glera. Tra le eccellenze il fior d'arancio, pregiata varietà di moscato. I Colli Euganei offrono dunque una varietà di sapori che non può che ispirare molti ristoranti della zona, spiega il presidente del parco Gianni Biasetto. All'interno del parco abbiamo 250 aziende di ristorazione tra il turismo, trattorie e ristoranti, molto frequentati, siamo anche dei chef importanti che stanno valorizzando anche i prodotti a chilometro zero.